Bene, buon pomeriggio, grazie a tutti e a tutti di essere venuti anche a questo appuntamento che è l'ultimo del corso di quest'anno. Ho chiesto a un amico di lunga data, Matteo Casini, di completare, non ovviamente tutto il campo delle possibilità di indagine sui luoghi, i discorsi, i personaggi che occupano gli spazi pubblici a vario titolo, uomini, donne, stranieri, a Venezia nel periodo della Repubblica, dal Medioevo alla fine della Repubblica. Ma nonostante questo, insomma, senza pretese appunto di esaurire tutto il campo, alcuni, mi sembra, punti importanti li abbiamo colti e li abbiamo raccontati. Matteo oggi ci dirà, il suo titolo è Riti, giochi, campi, la piazza, ma vedrete come questi riti, giochi sono diversi, molti, anzi i campi e le piazze sono tanti campi e una piazza, va bene, ma ci sono molti luoghi. Detto questo, forse già Matteo nel corso della sua lettura proverà a tirare anche qualche linea generale, cercherà di mettere insieme le tessere, no? delle varie proposte che abbiamo fatto io, Mario Infelice, Alessandro Metlica nelle 3 settimane precedenti, poi proverò a dire qualcosa anch'io. Allora io non voglio perdere altro tempo. Matteo ha studiato a Venezia, ha lavorato a Padova e oggi insegna in un importante college di Boston, insomma, ecco. Si dice con un termine orribile che io non uso mai i cervelli in fuga, ma è una cosa a proposito che... Il cervello in fuga da molto tempo prima comunque. Ma poi io appartengo, come dire... È disperso da molto tempo. A una idea in cui i cervelli non sono staccati dai corpi, per così dire, quindi gli uomini escono. Permettetemi su un'inclusione, una piccola cosa che ho letto oggi, quando noi siamo bombardati sulle email di tante notizie inutili e quasi tutte ci rattristano, insomma, no? Ecco. E allora leggo che nel Veneto, nell'ultimo anno, sono emigrati, bisogna dirle anche queste cose, sono emigrati 1800 giovani, maschi e femmine, nostri figli, nostre figlie, che non trovando condizioni di lavoro soddisfacenti hanno dovuto anche loro fare le valigie. E questa è una perdita non soltanto culturale, una volta si sarebbe detto di classi dirigenti o di elite, termini in disuso, ma insomma ci capiamo, e cioè di giovani uomini e donne, ingegneri, medici, scienziati, anche umanisti, con voti tra l'altro molto alti di laurea, che lasciano il paese e quindi da un punto di vista economico, visto che oggi il metro economico è l'unico che domina, per così dire, no, i nostri discorsi, è anche una perdita per l'erario italiano, perché ogni laureato, da quando entra alle elementari e si laurea, costa, giustamente, è un obbligo costituzionale a tutti noi. Allora questo tema mi ha molto intristito e quindi io questa cosa dei cervelli in fuga trovo che sia una specie di tentativo di edulcorare il fatto che ci sono degli uomini e delle donne in carne ed ossa che lasciano affetti, culture, eccetera, per fare altre cose. Matteo è anche lui, siamo amici da tanti anni, insomma, ecco, ci siamo conosciuti. Secondo dopoguerra. Non lo diciamo, insomma, ecco. Quando non si usavano ancora tante cose che oggi abbiamo per le mani tutti quanti, ecco. Ma, la insomma, bicicletta non c'era ancora, ma però erano bei tempi lo stesso. Il telefono attaccato al muro, il telefono attaccato al muro, sì. Va bene. Allora non perdiamo altro tempo, grazie Matteo, come al solito 45 minuti sì. E poi a voi anche. Parliamo, sì. Grazie. Beh, effettivamente per proseguire sul discorso di Alfredo, io che vivo a Boston ho un'esperienza diretta perché ovviamente adesso vivo un po' meno, sto rientrando fortunatamente a Venezia, insomma, perché mi hanno detto che fosse il mio cervello qua, quindi lo sto seguendo, insomma, comunque vabbè. E vedo tantissimi giovani di altissimo livello, c'è una seconda, anzi terza immigrazione, una cosa che vi dico velocemente perché vedo che qua in Italia non è molto percepita, oltre alla famosa immigrazione novecentesca, c'è stata anche un'importante immigrazione di tipo diverso
nel secondo dopoguerra, e poi c'è appunto una recentissima emigrazione di professionisti di Boston, a Boston e in tutta l'America. Infatti l'associazione che li rappresenta si chiama PIB, no? I professionisti italiani di Boston, che è tutta gente che arriva con qualifiche d'eccellenza, o vengono a fare il dottorato o il post-dottorato o vengono a lavorare con titoli notevoli. E trovano tutti un assorbimento veloce, anche se poi la società americana, come sappiamo, per altri versi è molto più difficile da frequentare della nostra, però hanno un successo nelle loro discipline, soprattutto business, medicina, naturalmente, un po' meno nelle nostre discipline, d'accordo, però in alcuni settori, ecco, genetica e ingegneria naturalmente, ecco. E loro me lo dicono, noi amiamo l'Italia, sono italiani giovani, nati, sono italiani come me, non sono come gli italoamericani che hanno ormai una cultura loro, c'è proprio una differenza fra ormai la sodata cultura italoamericana e invece la cultura di questi giovani, che è del tutto uguale alla nostra, all'immigrazione che è arrivata più recente, no? Gente nata e cresciuta in Italia, quindi di cultura italiana, di cucina italiana, di abitudini italiane, che seguono gli italiani, che votano in Italia, eccetera. Però vivono lì perché lì hanno un riconoscimento. Ecco, bisogna veramente trovare il modo per riportarli a casa, speriamo. Adesso si sta tentando qualcosa a livello universitario da qualche anno, speriamo bene. Ecco, chiudete questa esperienza, scusate, ma io sono anche molto attivo, facciamo anche conferenze là sui vari tipi di immigrazione a Boston, è una comunità molto forte quella italiana, con un grande radicamento culturale che sta soffrendo anche grossi attacchi, come per esempio sapete l'abolizione del Columbus Day, queste cose qua che sono molto sentite a livello così culturale dalla comunità, eccetera. Quindi io in qualche modo mi sono inserito anche in quella comunità. E tra l'altro di comunità continuiamo a parlare qua, perché su questo tema proseguiamo. Io vorrei stasera proprio contribuire a comprendere, e ho preso queste due cose dall'inizio della serie, no? I voci e luoghi della città, mi piace molto questa definizione, voci della città, o ancora meglio l'ambiente della comunità, della Serenissima, che sollecita, cito, ogni sorta di incontri e di scambi. L'idea di incontri, di scambi, di voci che si incrociano in luoghi diversi. Ecco. E quindi ho scelto una lezione che sarà, scusatemi, un attimino un po' ampia, passerò... esplorerò vari tipi di argomenti, ma che intende proprio, diciamo, interrogarsi su quello, no? Sull'ambiente, come si crea l'ambiente della città, come si forma, come le voci interagiscono e quale effetto ottengono. Ecco, molto importante. Quindi avrò una vasta tipologia di funzioni festive e ludiche in luoghi all'aperto, ho fatto questa scelta qua, che l'aperto facilita di più appunto la circolazione di gesti e voci. Ecco, quindi rituali cosiddetti civici, come li chiamiamo, celebrazioni del doge, processioni, e poi giochi, rituali fra virgolette serie e invece giochi, dove la ludicità, la passione sportiva dovrebbe prevalere, di tipo aristocratico e popolare. Quindi dalla festa cavalleresca, vedremo, alla la famigerata guerra dei pugni, passando, naturalmente non poteva mancare, per qualche cenno al carnevale, nel quale siamo volenti o nolenti già entrati. 3 punti mi sembrano essenziali come impostazione metodologica, che poi si possono anche riprendere dopo, si possono forse estendere anche senz'altro per esempio a quello che ha detto Alessandro la settimana scorsa, eccetera. La centralità di San Marco, di Piazza San Marco, per il suo altissimo simbolismo sociale e politico, cosa nota e scontata. Un secondo punto che però, partendo da questo, vuole invece vedere l'interconnessione di San Marco col resto della comunità, attraverso sia eventi cerimoniali e ludici,
l'interazione con la città, interazione dinamica e complessa che si sviluppa in varie direzioni, a volte anche di andata e ritorno, molto interessante. E questa interazione è già un pochino meno nota, tutti conoscono quello che avveniva in Piazza San Marco, ma invece l'interazione fra la piazza e il resto della città è, diciamo, meno nota al di fuori dei settori specialistici. E poi il punto essenziale su quale penso un po' tutto il convegno sì, potrebbe essere anche un convegno, 4 interventi molto importanti, il ciclo si è sviluppato, è la partecipazione sociale allo spazio. La partecipazione ai rituali, che hanno, come sapete, un grande significato di quello che io chiamo di cultura sociale, dalla cultura di individui e gruppi che stanno assieme, che provano a mettersi assieme. Sono luoghi rituali in cui appunto uomini e gruppi sanno riconoscersi, sanno assumere una propria identità. E per questo possiamo utilizzarli per comprendere la presenza di un popolo, o forse di più popoli, perché come vedremo questa è un po' la situazione. Forse emergono più popoli a seconda delle situazioni, vedremo, diverse nei luoghi e nella tipologia di evento. Bene, cominciamo subito, farò un po' una carrellata, non mi soffermerò naturalmente sui singoli aspetti, perché diciamo, vorrei darvi proprio un quadro d'insieme nello spirito, penso, del ciclo, e naturalmente partiamo dalle importanti cerimonie relative alla morte del Doge, alla proclamazione del suo successore. Come vedete qua, aspettate che mi sposto così possiamo guardare un pochino meglio. Ecco, naturalmente la prima fase è quella dei funerali dogali, che hanno importanti cerimonie sia all'interno di San Marco, sia all'interno di Palazzo Ducale, sia naturalmente la processione che espone il Doge del defunto lungo la piazza, vedete, con tipico schema di passeggiata andata fino a San Gimignano, l'antica chiesa di San Gimignano che fronteggiava la basilica, e il ritorno, per poi lasciare la piazza, andare non solo a San Giovanni e Paolo ma anche in altri luoghi dove i dogi vengono seppelliti. Ecco, qua naturalmente è molto importante che emerge spesso l'interazione fra i vari luoghi di San Marco, quindi la piazza, la chiesa e il Palazzo Ducale, che hanno tutti e tre dei significati molto importanti sia da un punto di vista politico e sia che quello religioso e anche sociale, naturalmente, perché per esempio il Palazzo Ducale è la rappresentazione del potere aristocratico, e appunto quindi queste cerimonie creano un momento di particolare tensione proprio sociale, politica e religiosa, che sono molto importanti e che si riflettono, no, anche nella fase successiva. Dopo, come sapete, la complicatissima elezione del nuovo Doge, si svolgono anche lì diversi riti che coinvolgono naturalmente Piazza San Marco, la chiesa all'inizio, poi c'è la famosa sparsio dogale, il lancio di monete, a volte neoconiate dal Doge con i suoi dati distintivi, e alla popolazione di San Marco. Spesso le fonti di fatto parlano di popolo parlando proprio del semplice pubblico che attende a questi eventi. Tra l'altro lo notavo proprio stamattina al Corriere in una fonte sulla lotte dei pugni, e questo lancio di monete, naturalmente segno di prosperità, di generosità del nuovo potere, è molto importante perché ha un doppio significato appunto culturale, sociale, culturale, della generosità e del nuovo potere, del potere dogale in generale e del nuovo intronizzato, del nuovo eletto. Però ha anche una funzione di mettere in luce
un'altra categoria sociale importante, gli arsenalotti. Gli arsenalotti sono incaricati dell'ordine in tutte queste cerimonie, anche prima, per esempio custodiscono a Palazzo Ducale nel momento fra la morte del doge, molto importante di mancanza del potere dogale, il momento delle elezioni, fra funerale e intronizzazione. Durante le elezioni gli arsenalotti proteggono, perché è un momento di debolezza istituzionale, gli arsenalotti proteggono il Palazzo Ducale e tutta San Marco in generale. Quindi in queste cerimonie, per esempio, un elemento sociale, parlando di questi corpi sociali che sono molto importanti in queste cerimonie, gli arsenalotti, e devono difendere, spesso danno bastonate, anche ammazzano persone, la folla che naturalmente tenta di assaltare il pergolo dogale, come si chiama, per prendere le monete. E poi naturalmente c'è invece, li vedete qua con dei bastoni che difendono la folla, c'è invece l'incoronazione a Palazzo Ducale, e qua invece il trionfo è del corpo aristocratico che sancisce la elezione del nuovo doge. Altri rituali, quindi vedete diversi rituali, diversi protagonisti che emergono. Stesso discorso si può fare per le grandi processioni di San Marco. Le grandi processioni di San Marco sono decretate dal governo, sono di grandissimo successo, se ne tengono diverse durante l'anno, sia per occasioni, diciamo, del calendario cosiddetto civico, del calendario dogale, come naturalmente le più famose sono quelle religiose per il Corpus Christi o per la Domenica delle Palme, eccetera, ma ci sono anche diverse processioni di questo tipo bandite per eventi eccezionali, come delle vittorie o lo stabilimento di una lega internazionale in cui Venezia è coinvolta, o anche per degli avvenimenti eccezionali come delle carestie, come delle alluvioni, dei terremoti, che determinano la necessità di chiamare a raccolta la popolazione per trovare una unità civica in un momento straordinario. Quindi questa è una funzione molto dinamica e attiva del rituale, quello di coinvolgimento fondamentale, coinvolgimento dinamico. Ecco. Quindi queste processioni avvengono abbastanza spesso in Piazza San Marco, Marin Sanudo ce ne descrive una quantità notevole, hanno la partecipazione di centinaia, se non in alcuni casi di migliaia di persone, e vedono, vedete qua ne abbiamo un quadro per quella che si tiene per la vittoria di Lepanto nel 1571, molto interessante. Ecco, hanno dei diversi percorsi, all'inizio del 400 escono dalla porta dei Foscari, eccetera, poi usciranno invece dalla porta sul bacino, eccetera, però non voglio entrare in dettagli. L'importante è che anche questo rituale, come quelli dogali, ha un senso sociale partecipativo. Difatti, guardiamo per esempio, io ci terrei proprio a insistere su questo aspetto della partecipazione. Guardiamo per esempio più in dettaglio, questa è una cosa che ho cominciato a fare qualche anno e che ancora non sta uscendo molto dall'ambito scientifico, quindi ci tengo molto a presentarla. Guardiamo per esempio gli accompagnatori del Doge. Gli accompagnatori del Doge, il segmento attorno al Doge, è composto da due parti. Il segmento prima del Doge e il segmento dopo il Doge. Chi è che partecipa alla processione? Voi vi direte tutti i rappresentanti della popolazione veneziana o soltanto alcuni? Soltanto alcuni. Allora, dunque, attorno al Doge, andando davanti, abbiamo alcuni dei suoi più importanti servitori, i membri della cancelleria ducale, della più alta burocrazia, che non sono patrizi, ma appartengono al secondo strato della cittadinanza veneziana chiamata cittadini originari. Da un certo punto in poi, soprattutto da 400 in poi, l'accesso all'importantissimo, lo strato più alto della burocrazia veneziana, fondamentale e che emerge in alcuni scontri politici anche con protagonisti come i segretari. 500 è stato chiamato da Jeff Hadley il secolo dei segretari, e questo vale anche per Venezia. C'è il cancellier grande, il capo della cancelleria. Questi sono, attenzione, servitori del Doge e del potere patrizio. Poi ci sono soldatesche e poi
Ci sono naturalmente i trionfi dogali, che voi conoscete, la rappresentazione delle varie caratteristiche del Doge, e poi nella seconda parte, quella che adesso vedremo più avanti, ci sono le scuole grandi e le chiese di Venezia. E basta. Le scuole grandi e chiese di Venezia, rappresentanti della religiosità, della spiritualità veneziana. Quindi a livello di classi escluse dal patriziato, in realtà non sono molte, sono abbastanza poche rappresentate. E poi dietro invece vengono gli ambasciatori, dietro in tutti i segmenti, tutte le processioni in antico regime, c'è il potere carismatico al centro, davanti i servitori del potere carismatico, dietro i pari di questo servitore. E quindi chi sono i pari? Gli ambasciatori, naturalmente, e i più alti magistrati della Repubblica, procuratori di San Marco, cavalieri della Stola d'Oro, ma questo è un discorso che faremo un'altra volta, e poi naturalmente via via i senatori. I pari del Doge proseguono dopo il Doge. Partecipare alla processione è molto importante. I cancellieri, i segretari conducono una battaglia per allontanare il patriarca dal centro processionale. Proprio lo espolgono, dicono il patriarca nel 400 era più vicino al Doge, il patriarca rappresentante del potere romano, i segretari pian pianino, furbi, tac, lo allontanano e si inseriscono loro, sono più vicini al potere carismatico, al Doge, quindi questo vuol dire un aumento del loro prestigio sociale. I rituali non sono mai cose fisse, lo sapete, sono sempre cose dinamiche che registrano i cambiamenti della società. Ecco, le scuole grandi sono anch'esse molto protagoniste, le scuole grandi sono dominate a livello del direttivo, come la Cancelleria Grande, da una classe sociale, cittadini originari, che proprio fra 4 e 500, l'abbiamo studiato io con altri colleghi, ha la sua ascesa all'interno di una struttura sociale, come sapete, molto rigida, in cui è molto difficile rompere il monopolio politico del patriziato. Quindi possiamo dire che la prima parte del segmento processionale, sia dietro che il Doge, sia che davanti il Doge con la cancelleria e le scuole grandi, sono un po' dominate da una sorta di classe dirigente allargata, se vogliamo. Cioè l'aristocrazia, certo, ma anche i cittadini originari che hanno importanti funzioni, diciamo, amministrative, non a livello del patriziato, però scuole grandi e cancelleria ducale molto importante. Ecco. E l'ultima, e poi i membri delle confraternite invece appartengono, i flagellanti per esempio, appartengono a classi inferiori, e poi c'è tutta la sezione invece di chiese, monaci e chiese, che anche quelle rappresentano uno spaccato un po' più ampio, ma sempre sotto certe categorie. Le arti non ci sono, le scuole piccole non ci sono, gli arsenalotti non ci sono, altre categorie della società veneziana sono totalmente assenti da quello che è il principale rituale civico veneziano. Attenzione, perché procediamo su questa linea su molte cose. Il pubblico c'è o non c'è? Alcuni quadri non lo rappresentano neanche. Guardate, il più famoso Processione di Bellini non ha pubblico di fatto, ha gente che sta lì quasi per caso. Ci sono forse dei compagni delle calze, delle donne che entrano in chiesa, degli stranieri, dei greci, e lo stesso ancora nei quadri di metà Cinquecento con quello di Cesare Vecellio. Cioè il pubblico appare un po' di più in queste rappresentazioni a partire dalla fine del Cinquecento in numeri massicci. Sappiamo che in alcuni avvenimenti effettivamente c'era un pubblico massiccio. E fra questo pubblico dobbiamo considerare le donne. Le donne non hanno in generale, salvo rari casi, un permesso per partecipare pubblicamente ai grandi rituali di Stato. Soltanto in alcuni determinati momenti e soltanto per 4 volte all'anno nel calendario possono entrare a San Marco e gli viene esibito il tesoro solo per loro. Le donne, come sapete, non solo a Venezia ma in generale, hanno, non sempre, ma soprattutto le donne di alto livello sociale, hanno una scarsa, gli viene consentita una scarsa partecipazione a livello pubblico, no? Il mondo pubblico è dominato dall'elemento maschile, mentre le donne dovrebbero
teoricamente, poi anche lì è discutibile, dominare l'elemento privato e della famiglia. Capito? Comunque in queste processioni senz'altro le donne assistono dalle procuratie vecchie qua, eccetera, e anche molti altri avvenimenti. E alcuni pellegrini di passaggio addirittura si stupiscono, dicono le donne sono là, cosa fanno là, eccetera. Ecco. Poi ci sono altri elementi su cui ho già detto, la presenza dei bambini, dei putti è molto interessante, ne abbiamo parlato la prima volta come senso dell'essere genuini o ancora più della purezza, no? Della purezza spirituale. Partecipano molto sia nelle confraternite, sia alle scuole grandi, sia partecipano a portare le trombe dogali, che facevano parte dei trionfi dogali, e poi naturalmente c'è il ballottino dogale, che è il grande rappresentante dei putti veneziani. Ecco, quindi... Ecco, attenzione, le scuole grandi, per esempio, sono molto importanti come partecipazione, le rivedremo di nuovo, si picchiano fra di loro per avere, no, io parlavo dei cancellieri che trovano una nuova posizione, le scuole grandi si picchiano all'entrata di San Marco se uno arriva in anticipo e gli altri non vogliono perdere il posto che gli è stato dato in precessione. A un certo punto nel 1519 c'è uno scontro in cui tirano fuori le spade, si stanno quasi per ammazzare per essere nella posizione giusta, perché partecipare al rituale ancora una volta in una determinata posizione, possibilmente più vicino al centro del potere politico, è segno di distinzione e privilegio. Il Consiglio dei 10 deve intervenire e fermarli, se no questi si menano e con le spade sguainano le spade. C'è molta tensione dietro questi rituali, come vedremo, perché appunto sembrano occasioni di religiose, così di spiritualità, di espressione della propria religiosità, la propria vicinanza a Gesù, ma c'è anche un fortissimo elemento sociale. Ecco. Abbiamo detto centro San Marco, no? Queste espressioni della massima ritualità civica. Però poi ci sono le famose andate dogali, di cui penso abbiate sentito parlare, che hanno una funzione diversa. Il doge si reca in certe chiese della città che hanno un particolare significato, sono in generale legate a particolari eventi della storia cittadina, che la comunità ha superato con successo e quindi il doge può celebrare come momenti di storia civica di grande intensità. Ricordarli ogni anno, il calendario civico è fondamentale per questo, la reiterazione nel tempo. Il rituale reitera i simboli, reitera i significati per renderli validi a livello storico, per cementarli nella tradizione. Per fare in modo che la tradizione non sia una tradizione morta, ma sia una tradizione attiva, viva. Se il rituale muore, la tradizione muore e quindi non è più importante per la vita comunitaria. Il calendario civico veneziano, io ne ho studiati parecchi anche fuori di Venezia, vi posso assicurare, è davvero uno dei più ricchi e intensi, perché c'è una grande continuità governativa. No, del sistema della Repubblica aristocratica, dalla serrata del Maggior Consiglio sostanzialmente fino a Napoleone. E quindi questo consente ancora fino al Settecento di costruire questo calendario civico. Le andate dogali vanno da tutte le parti. Guardate, vi ho preparato una mappa per farvi vedere il doge che si reca con la sua processione e con molti senatori, con le scuole e tutto, si reca alla chiesa, una chiesa diversa, può essere San Rocco, può essere il Redentore, può essere naturalmente San Zaccaria, lo sappiamo, San Giorgio, lo vediamo qua, e c'è Santa Maria Formosa, eccetera, e quindi c'è questa sorta di effetto a raggiera, vedete, che collega San Marco a tanti luoghi della città. Vedete proprio l'effetto in questo senso. Quindi San Marco si connette ritualmente al resto della città, andando e tornando. Questi cortei attraversano la città, le scuole grandi a loro volta, vedete, hanno dei percorsi, vanno dai loro luoghi a San Marco a fare le feste, poi ritornano in giro. Questi rituali consentono a un grande movimento di uomini nella città, parlando di luoghi, no? Calli, campi,
vengono attraversati da queste persone. Abbiamo testimonianze, io ho visto dei fratelli della scuola di San Rocco che fanno anche regali di candele mentre si muovono, quindi ci possono essere momenti di atti di patronage verso la popolazione, un movimento rituale molto importante e molto attivo che dobbiamo senz'altro considerare. E poi alcuni luoghi sono veramente altamente simbolici, come vedete. Ecco, l'andata a Santa Maria Formosa il 2 febbraio sostituisce l'antica Festa delle Marie. E qua c'è un punto molto interessante, è il centro che assorbe una festa contradaiola. La Festa delle Marie è stata una grande festa trionfale delle contrade a lungo, almeno dall'XI al XIV secolo, che ha coinvolto, aveva un percorso che andava da Santa Maria Formosa a San Marco, al Calagrande, a San Pietro di Castello. Era una festa medievale di grande coinvolgimento in cui delle contrade a turno erano le protagoniste, con queste donne o queste statue che si muovevano. Era una grande festa contradanoia medievale che decade, che muore. Non sappiamo neanche bene perché a un certo punto smettono di farlo e viene sostituita nel processo, in questo processo di crescita del potere dogale centralizzato di San Marco dalla serrata del Maggior Consiglio in poi, viene riassorbito dentro il calendario ducale e viene sostituito da una semplice andata dogale, andata e ritorno a Santa Maria Formosa. Vedete anche qui la festa che decade, la festa che viene trasformata, vedete ancora una volta questa cosa che insisto molto sui dinamismi dei rituali fondamentali. Ecco. Però qua abbiamo un altro popolo che emerge, il popolo delle contrade. Abbiamo tutta una serie di nuovi elementi. Scuole grandi, l'abbiamo detto, molto importante, e poi voglio continuare a sempre basarmi, su questa dialettica centro-periferia, fra virgolette, anche se poi una periferia di fatto a Venezia o nelle grandi città non esiste, come dirò verso la fine, ma passando all'elemento ludico. I giochi cavallereschi, che non sono conosciuti per tutti, sono stati veramente studiati poco, sono in realtà fondamentali per la storia di Piazza San Marco, almeno dal 1200, dall'epoca della cronaca da Canale, fino alla fine del 400, quando anche qui scompaiono per una serie di motivazioni, la scomparsa dell'uso del cavallo a Venezia, la pavimentazione della piazza, eccetera. Insomma, poi ne parlo in alcuni studi che ho fatto di recente. Però sono importantissimi e coinvolgono, per esempio, il rapporto diretto fra il doge e, virgolette, classi inferiori, perché le arti, per esempio alcune arti, non tutte, ma alcune le arti come le arti tessili e i gioiellieri o anche samiteri hanno un'importanza fondamentale nelle giostre, offrendo i prezzi per la vittoria dei giostranti. Questa è una cosa che è emersa nella ricerca. Quindi è un tipo di gioco particolare, dominato peraltro da personaggi esterni, perché sono tutti cavalieri che vengono dall'esterno, che però crea un'ulteriore occasione di connessione fra il potere dogale e certi settori della società. Le arti anche qua sono interessanti, le arti partecipano anche loro solo ad alcune cose del calendario dogale. Per esempio alla festa di San Marco, vengono a fare l'offerta la sera della vigilia di San Marco, il 25 aprile e il giorno dopo. Anche qui le arti appaiono solo in alcuni rituali, in altre non esistono. Attenzione. I giochi cavallereschi decadono a un certo punto, però nell'epoca di Marin Salud, prima del 500, ancora resistono e anche loro, come un po' con i rituali delle andate, si espandono nel resto della città. Troviamo delle corse anche all'anello, per dire cose interessanti, a Santa Maria Formosa, a San Tomà, fatte dalla comunità dei tedeschi, al fondaco dei tedeschi, a Rialto. E qui vediamo un altro fenomeno molto interessante che sto osservando nei miei studi, la trasmigrazione di forme ludiche importanti, d'origine aristocratiche, nel resto della città a partire da San Marco.
Senz'altro questo avviene per un tempo breve, addirittura fino a Mestre, diciamo per i giochi cavallereschi, che col tempo poi decadranno perché era difficile mantenerli a Venezia. Però questo avviene in piccola dose. Invece avviene in grande dose per un'altra cosa che sapete è molto popolare qua a Venezia, il carnevale. Ora, il carnevale e la zuoba grassa in particolare, ecco, come tutti penso ormai sappiamo, il carnevale che celebriamo qua a Venezia oggi è il carnevale più recente, quello casanoviano, neanche quello 6-700esco, che è un carnevale molto esteso, pieno di maschere, eccetera. Ecco, il carnevale che interessa a me invece è il carnevale medievale, tardo medievale, prima rinascimentale, che era molto diverso e aveva come suo momento focale senz'altro la ritualità civica del zuoba grassa dogale, che qua vediamo rappresentato in un quadro del Settecento di Canaletto. Vediamo gli elementi naturalmente più importanti, conosciamo tutte le grandi macchine, come venivano chiamate, gli apparati effimeri che servivano soprattutto per lanciare dei grandiosi spettacoli pirotecnici. Purtroppo questa è una cosa che manca ancora, una bella ricerca sulla pirotecnia, no? A Venezia, che è molto importante a partire da fine Cinquecento. Poi ci sono le famose forze d'Ercole, su quali oggi non mi soffermerò, sono molto interessanti, però a me quello che interessa di più della festa, il volo dell'angelo naturalmente, eccetera, erano tutte componenti che però avevano la loro radice nella zuoba grassa dogale. Era un momento anch'esso estremamente importante del rituale civico che diciamo, come sapete, insomma, molti di voi, questa cosa viene ripetuta in continuazione al Carnevale, celebrava un'antica vittoria nel 1173 mi sembra, 1171, di Venezia sul patriarca d'Aquileia. Ecco, poi la questione è in realtà più complessa di questa, però eccetera. Ecco, all'interno di questa giornata pienissima di rituali e giochi, a un certo punto si definisce un rituale di sacrificio dei porci nel 200, che erano, diciamo, sacrificati all'interno della festa in presenza del doge. Non abbiamo neanche delle fonti che lo indicano, delle fonti visuali. Sì, qua c'è la fonte settecentesca, una piccola apparizione dei doge, ai quali solo dopo, attenzione, non all'inizio della festa, viene anche affiancato un toro. Il toro arriva dopo, non sappiamo come, l'ho scoperto io, ai primi del 300. All'inizio erano 12 porci che, seconda tradizione, il patriarca Aquileia, assieme ad altre donazioni, dava al doge come ricompensa della sconfitta. A un certo punto appare il toro, che erano soprattutto buoi, lo dicono anche le fonti stesse, e a questo toro viene decapitato, viene cacciato. I tori vengono cacciati, vedete, all'inizio della giornata nella piazzetta, sempre di fronte alle magistrature, ai doge, e poi ne viene decapitato uno o più di uno, sia all'interno, qui sulla piazzetta, e a volte anche in una cerimonia successiva, la cerimonia dei castelletti, dei piccoli castelli, all'interno della sala del piovego di Palazzo Ducale. Ecco, quindi queste feste di caccia dei tori si sviluppano all'interno del zuoba grassa come elemento particolare di un altro rituale dogale. Cosa succede a un certo punto? A un certo punto, no, vedete, no, la caccia dei tori come si evolverà poi in età moderna, c'erano anche le corse dei tori, si sviluppano in piazzetta anche le corse, i tori correvano lasciati liberi e la gente scappava o la fronteggiava, come avviene ancora oggi a Pamplona, una diversa forma di caccia dei tori simili alla realtà spagnola che qua noi non conosciamo. A un certo punto queste cacce si diffondono negli altri campi di Venezia a partire da San Polo. Io ho ricostruito la storia. Vengono proibite dal Consiglio dei 10 già a un certo punto negli anni 70 del 400
in piazza San Marco, quindi vuol dire che dei privati avevano cominciato a tenerle al di là del Giovedì Grasso per festeggiamenti nuziali. Allora vengono proibite lì, riappaiono, ting, quando riappaiono ai primi del 500 a San Polo, per la prima volta si parla di una caccia dei tori, organizzati da chi? Dalle compagnie della calza, quindi compagnie aristocratiche, neanche semplicemente aristocratiche, ma che appartenevano al più alto livello, all'elite dell'aristocrazia. E poi da lì a San Polo hanno evidentemente successo popolare e diventano le cacce dei tori che tutti quanti noi conosciamo, che vediamo rappresentato nel famoso quadro di Giuseppe Heinz, con queste povere bestie che venivano lanciate e con dei cani mastini che arrivavano, pare, dal nord Europa, che gli venivano scatenate mentre i tiratori facevano le molaie per tenere queste povere bestie con le corda che venivano saltate, una cosa, guardate, che non vi posso neanche descrivere. Ecco. E questi hanno poi grande successo in molti campi della città. Di recente ho trovato testimonianza nel campo della Bragora, per esempio. Bragora, Santa Maria Formosa, San Tomà, eccetera. Cosa succede quindi? Una forma ludica che parte come forma di elite, come era successo di fatto con i giochi cavallereschi, che parte come forma di elite della piazza San Marco, col tempo si espande per la città, portata prima da forme aristocratiche di festeggiamento e poi che si diffonde a livello popolare. Questo è un fenomeno molto interessante che sto osservando, forse in parte anche per le regate, come vi dirò di più tardi. Ma parlando delle cacce dei tori che hanno grande successo, non possiamo naturalmente non ricordare le cerimonie dei pugni, le lotte dei pugni che rientrano all'interno di questi giochi che hanno un alto valore simbolico e rituale antropologico nel creare momenti di sfoghi controllati della violenza popolare. Nel caso delle lotte, delle cacce dei tori, vediamo per esempio che ci sono molti momenti di violenza anche al di là, anche al di fuori. No, lo scontro o il gioco col toro però scatenava anche impulsi violenti al di là, è un'occasione in cui è un'occasione di violenza legittimizzata molto importante, che nasce come violenza legittimizzata, ma a un certo punto è talmente violente e talmente sfogo che non lo diventa più, come nel caso delle guerre dei pugni. Le guerre dei pugni, che all'inizio erano guerre di canne addirittura, quindi nel Cinquecento pericolosissime, e col tempo si cerca di trasformarle in guerre dei pugni per renderle meno pericolose, in realtà nascono anche queste in realtà piuttosto tardi, forse a fine 400, i primi dati sono solo dei primi del 500, le prime fonti sicure, sono gli scontri di due fazioni, anche qua due nuovi popoli, in cui è divisa la popolazione veneziana, cui avete sentito parlare, i famosi Nicolotti e i Castellani, che non sono in realtà, non corrispondono neanche a delle contrade o a dei sestieri, corrispondono a una divisione fittizia, tardo medievale, in parte mitica, basata sulle origini di Venezia, no? La zona nord e la zona sud dei Gemini, diciamo, di Castello, e vedono una suddivisione che più o meno taglia qui Cannareggio, il Canal Grande, più o meno questa zona in realtà è castellana, comunque diciamo indicativamente questa zona, Dorsoduro è diviso a metà, questa zona nord-ovest sono i Nicolotti, la zona nord-est, quindi San Marco, parte di Dorsoduro, la Giudecca e tutto Castello sono castellani. Anche qua c'è un senso di appartenenza diverso da quello della contrada, diverso da quello della sestiere, perché a questi grandi scontri partecipano, vedete, zone molto diverse. Per esempio nei Castellani, che sto studiando di più, ci sono i Gnesotti di Sant'Agnese, ci sono i Zuecchini, ci sono le armi del Ponte delle Gatte, Campo delle Gatte a Castello, ci sono gli Arsenalotti sono protagonisti fondamentali, ma non è Castello quindi, è una zona molto più ampia di Castello.
E lo stesso per i Nicolotti, ci sono i Nicolotti ma ci sono i Cannaregiotti che sono fondamentali, soprattutto quelli della zona di Santa Fosca e Santa Sofia dove si svolgono molte di queste lotte. Un ponte molto interessante è quello di San Zulian, il ponte della guerra ancora oggi, che è in territorio castellano. Oppure San Barnaba, che è il più popolare di tutti perché vedete che è proprio sul confine fra le due divisioni. Ecco. Questa è una violenza che nasce come violenza controllata, anche una violenza positiva, tanto è vero che le lotte dei pugni vengono mostrate ai sovrani stranieri, no? C'è quella più famosa in onore di Enrico di Valois che passa da Venezia a futuro Enrico re di Francia, Enrico III di Francia, e gliene organizzano una terribile che anche in mezza sfugge di mano. Ecco. Col tempo però da queste violenze programmate, decise dai padrini delle due fazioni, la definizione più usata è quella di fazione castellana e nicolotta, e certe volte nazione, molto interessante, qua usano il termine di nazione, degenera in violenza e cominciano a fare frotte, come si dice, improvvisate sui ponti, tirano fuori le armi, eccetera. Tanto è vero che anche qui la guerra dei pugni finirà ai primi del 600. Io non ho ancora trovato un decreto preciso di abolizione, si dice che è stato Consiglio dei 10, ma non ne sono sicuro. Secondo me muoiono proprio perché la loro violenza incontrollata è diventata tale che gli stessi protagonisti, poi i castellani, gli arsenalotti erano probabilmente decimati, no? Dice Bob Davis, anche dalle guerre in Levante, quindi alla fine perdevano sempre. Ecco, comunque abbiamo un esempio, vedete, pazzesco. Poi c'erano zone di violenza pazzesche, gli spettatori, anche i nobili, gettavano le pietre e i mattoni sopra, si creavano veramente delle situazioni. Ho portato la definizione, mi è venuta in mente, di Guicciardini: chi disse uno popolo disse veramente un animale pazzo, pieno di 1000 errori, di 1000 confusione, senza gusto, senza diletto, senza stabilità. Si potrebbe applicare a questo, ma in realtà questi giochi avevano sotto dei grandi significati, dei grandi simboli, per esempio la lotta per l'onore della fazione, la lotta per le famiglie. Le donne non partecipano ma non sono molto presenti sul campo della battaglia per i propri figli. Ci sono poi tutte le feste che seguono, molto interessanti, che coinvolgono, ecco. Però una festa appunto che muore. Invece un'altra festa che non muore, che continua fino alla fine, è quella della regata. E anche qua, devo dirvi la verità, le regate, ci sono alcune fonti, pochissime fonti medievali, poi ci sono alcune fonti del primo Cinquecento che vanno anche queste nella direzione, a mio parere, di una direzione aristocratica del gioco. Ecco. Perché le più importanti regate del popolo, con le donne dalle contrade o anche dalle zone della laguna, molto interessante, da Chioggia e Malamocco in particolare, ecco, vengono però queste regate il più delle volte, anzi quasi sempre, organizzate o dal governo per, ancora una volta, importanti ospiti stranieri, oppure dalle compagnie della calza, che in questo periodo, fra 4 e 500, evidentemente svolgono un grosso lavoro di dispersione ludica nella città. Ecco. E poi col tempo le regate, quindi anche femminili naturalmente, che cominciano già a fine 400, è testimoniato, vengono appunto organizzati, i prezzi vengono offerti, poi si creano dei legami molto importanti, per esempio fra i gondolieri che partecipano alle regate e le famiglie aristocratiche, perché se tu sei un gondoliere da casata, vincere una regata per la tua casata patrizia è molto importante, quindi anche qua si sviluppano dei percorsi d'onore molto importanti.
E poi c'è lo sviluppo successivo della grande regata barocca, in cui la regata, come anche nelle fonti, perde il suo significato di senso solo di competizione, di gara, ma diventa invece la regata, diventa invece esibizione delle peote cerimoniali, no? Costruite appunto con grandissimi, vedete, apparati in stucco, in legno e in altri materiali, con significati simbolici importantissimi. Nel 600 le regate normali, le competizioni continuano, ma tutto attorno alle regate, come vedete qua la regata c'è, la vedete, la competizione, ma rimane una cosa quasi piccola attorno a questo sfarzo barocco, e anche qui naturalmente protagoniste sono le grandi famiglie aristocratiche e dall'altro canto anche i grandi patroni stranieri come i duchi di Brunswick e tedeschi, che sono promotori loro stessi di queste regate. Ecco, io direi che mi avvierei verso la fine facendo un ultimo velocemente, no? 5 minuti, giusto? Sì. Facendo un ultimo, naturalmente, pensiero all'acqua, parliamo della regata, parliamo dell'acqua, non dobbiamo dimenticare la cerimonia della sensa che connette ancora una volta, anche qui fa parte, è di fatto un'andata dogale il centro, Piazza San Marco, al Lido, al margine della laguna, che va a riconoscere il territorio originale della nascita di Venezia, va a sposare il mare, che all'inizio era un elemento difficile, era un elemento difficoltoso, incognito, e quindi il matrimonio è una sorta di tentativo del potere dogale, del potere veneziano, di sottomettere il mare e di definire la laguna. La laguna è molto importante in tutti questi giochi, l'avete visto, l'abbiamo citato, le isole partecipano con i castellani alla lotta del Pugni, le donne delle contrade, che Sanudo chiama contrade ma che in realtà sono le isole della laguna o zone, no, come Malamocca e Chioggia, partecipano alle regate veneziane. Qui abbiamo il rapporto con il Lido di Venezia, che è anche importante per la ricezione dei grandi personaggi. Guardate, Enrico di Valois come viene accolto con una struttura effimera costruita da Andrea Palladio, e poi le grandi cerimonie per l'accoglienza di Francesco Morosini. Il Lido è un altro elemento fondamentale di connessione, il limite esterno verso il mare. Questo elemento ancora una volta sconosciuto, no? La festa della Sensa nasce dopo la primissima espansione imperiale in Dalmazia. Ecco, ancora qua abbiamo connessione col territorio, connessione con l'acqua, connessione con la laguna e connessione con diverse categorie. Anche qui gli arsenalotti hanno una particolare importanza, vengono invitati alla festa della Sensa, del banchetto locale della Sensa, gli arsenalotti sono protagonisti, eccetera. Ecco, anche qui si può fare un discorso di diverse categorie, di diversi popoli che partecipano. Faccio una breve conclusione, mi sembra siamo abbastanza in tempo. Allora Alfredo, lo sfuggente popolo di Venezia, come l'hai chiamata? Mi è piaciuta molto questa definizione. La nostra comunità, la comunità di Venezia, l'abbiamo visto, ha una ritualità ricca e continuativa nei secoli, per gli influssi di Occidente, Oriente, e grazie ad un governo stabile repubblicano, fra virgolette, una repubblica aristocratica, non come l'abbiamo oggi, repubblicano naturalmente, governo che tra le altre cose comporta una spinta decisiva dal centro ai margini urbani e lagunari. Abbiamo visto questa ritualità che circola, da San Marco va, torna, eccetera. Il rapporto rituale intenso fra doge, patriziato e popolazione nel foro marciano garantisce anche delle connessioni vitali con le periferie che con questi rituali non sono più periferie, ma diventano parte del corpo cittadino. Si ramificano via terra che via acqua e vede l'espansione di connessione spesso via canali aristocratici, con, come dire, piccole elite aristocratiche che portano nuovi modi rituali
e allo stesso tempo la formazione di nuovi riti o giochi autonomi locali, come abbiamo visto nel caso delle guerre dei pugni popolari e delle cacce dei tori, la nascita di nuove strutture ludiche. Tutto questo porta all'emergere di quello che io chiamerei a questo punto di molti popoli. Il patriziato è il populus di origine romana, come dice Gasparo Contarini, di detenzione dei diritti politici. Parliamo di popolo, ma Contarini parla dell'aristocrazia come populus. Il popolo per lui è l'aristocrazia. Il resto è il non popolo, prima definizione. Secondo popolo come una classe dirigente, l'abbiamo detto, il patriziato comprensivo anche forse in alcune circostanze, senz'altro nelle processioni di San Marco, come il nuovo ceto emergente dei cittadini originari, molto più difficilmente definibile legalmente, però che sta assumendo un certo peso nella vita cittadina con le scuole grandi, la cancelleria ducale, i posti di avvocatura, di medici e via discorrendo. Quindi una classe dirigente più allargata, altro popolo. Benissimo, andiamo nelle classi inferiori. Arti che partecipano solo a alcuni rituali, non ho per motivi di tempo parlato della fiera della Sensa, in cui solo alcune arti partecipano, spesso malvolentieri, e anche lì c'è un discorso da fare all'interno del mondo corporativo di certe arti che partecipano a certe feste, altri eccetera eccetera, non complichiamoci le cose. Poi naturalmente le scuole, le confraternite, scuole grandi, discorso le scuole piccole, altro discorso a parte. Le scuole piccole, per esempio, a volte partecipano ai funerali dogali a San Giovanni e Paolo, pare non a San Marco, a San Giovanni e Paolo soprattutto, anche lì. Ecco, scuole grandi, scuole piccole, le contrade di cui si parla tanto di questo effetto invece veneziano anticontrada, col frapassare del Medioevo e il Rinascimento, che la contrada perde un po' di potere, eccetera. Però in alcuni casi, come le cacce dei tori, la contrada rimane invece molto importante, o le feste dei piovani, le feste per i nuovi preti, che sono importantissime a livello locale. Ci sono anche cacce dei tori, ci sono strutture effimere per queste feste. E poi di altre categorie ancora più particolari, come gli arsenalotti. Gli arsenalotti hanno una vita all'arsenale e hanno una vita a centro San Marco ricchissima, rituale, una vita rituale fittissima. E ancora altre cose come le fazioni Nicolotta e Castellana. Cosa sono? Sono due popoli. Loro si considerano nazione, si chiamano nazioni. Ecco. Più che una società di popoli, e qua concludo ricordando studi che abbiamo fatto tutti noi all'università, a me piacerebbe ricordare l'idea di corpi di Pierre Goubert, dell'antico regime, la società di corpi. Mi piace un pochino di più parlare di corpi che compongono una comunità. Corpi che sono a Venezia in continua e problematica interazione ed evoluzione. Interazione che ricerca incessantemente nell'attimo rituale, comprendendolo solo per brevi momenti e poi perdendolo di nuovo, un unico popolo, secondo me, la terra di Marin Sanudo, la stessa città di Venezia. Grazie. Grazie Matteo per questa corsa in giro per la città, ci hai raccontato tante cose e ci sono molti spunti interessanti che vorrei raccogliere qui in conclusione. Ci sono delle immagini, no? E quindi c'è un modo di ripercorrere l'esame così accurato e parziale per necessità, perché altrimenti a mezzanotte saremo ancora qui, no? C'erano degli osservatori, dei viaggiatori stranieri che dicevano che cosa fanno i veneziani nel corso dell'anno se sono sempre a qualche festa.
e lo dicevano così, erano dei calvinisti, erano degli uomini del nord che avevano un altro senso del lavoro, ma rimanevano stupiti da questa vivacità. E se oggi o tra qualche secolo qualcuno leggerà queste testimonianze, probabilmente racconterà della vita associata e della socievolezza, che è un termine che mi piace di più, di sociabilità, che è tratto dalla francese, della socievolezza dei veneziani di allora, che ancora in parte abbiamo conosciuto, insomma, no? nel corso della nostra vita. Li leggerà un po' come degli antropologi inglesi o francesi studiavano i riti e le feste così creative e ricche di significato dei popoli definiti impropriamente primitivi. E allora c'è questo gusto per la festa, che è la prima, per la festa nel senso complesso che ha detto Matteo, che scaturisce subito alla nostra mente sentendo la tua bella lettura. Ci sono degli elementi che io condivido molto di quello che ha detto Matteo, altre cose che vorrei discutere, ma questo è il momento per tirare qualche conclusione. Allora, nella presentazione al corso avevo detto che uno degli sforzi, dei tentativi, delle ipotesi tra il corso di quest'anno e il corso dell'anno precedente, che era dedicato sui riti, le parole, le voci, i rumori dell'interno del palazzo, una delle scommesse consisteva nel cercare di connettere il dentro e il fuori, i nobili che detengono praticamente in modo quasi esclusivo il potere di decisione politica e il resto degli abitanti della città. Bene, oggi qui l'abbiamo visto come funzioni questo meccanismo di andate e ritorno, di complicità e di differenze, l'abbiamo visto molto bene. Allora questo è uno degli aspetti che mi convincono. E lo dico tra parentesi perché qui non dobbiamo fare la noiosa storiografia o ripercorrere discussioni odierne. C'è una tendenza di lettura storiografica, non soltanto a livello veneziano, ma anche a livello internazionale, che tende a sottolineare degli elementi, degli effetti, come potrei dire, di spontaneità nell'organizzazione da parte del popolo o dei popoli di queste loro funzioni, di queste loro attività all'interno dello spazio pubblico. Sarà per educazioni politiche che sembrano ormai tramontate, ma insomma io ho l'impressione che invece la capacità di presa dei nobili, anche loro divisi, anche loro in lotta, per chi fa la festa più bella, per chi dimostra maggior splendore nell'allestimento, per esempio, di quelle sfilate in Canal Grande o ha delle esigenze di ordine. Questo è un grande tema che ha sollevato Matteo. Come evitare che in una città di antico regime, ricca di uomini e di cose, si potessero ridurre al massimo gli spargimenti di sangue, oppure cercare di fare in modo che le lotte tra le parti, nobili, ricchi, clientele, anche queste sono intrecciate più di quanto si pensi, scaturissero in vere e proprie, come dire, sovversioni. C'è una legge, a me e Matteo piace tanto il 400, il 1400, è così, c'è poco, ve lo confessiamo, si è capito. Ma c'è una legge sì, perché da tutti i punti di vista che abbiamo raccontato per me è il più creativo, va bene, ma questa è una mia opinione che può essere contraddetta. Ma insomma c'è una legge alla fine degli anni 60, del 68, di cui vi ho già fatto una piccola indicazione nella prima lezione, che diceva, bene, Venezia deve fare in modo di non finire come Milano, Genova e Firenze, che sono distrutte dalle tensioni tra i partiti, tra le fazioni, tra i clan, tra i gruppi. Ecco, questo è un modo che queste feste sono anche, i sociologi del Novecento direbbero, di assorbimento della violenza, insomma, no? Della violenza che altrimenti si diffonderebbe in modo incontrollato. Allora questo tema della violenza, dell'organizzazione delle piazze, e io sono d'accordo su questo, e cioè non dico che ci sia un progetto, ma c'è una capacità di cogliere da parte della nobiltà veneziana questi aspetti e di convogliarli in un certo modo. E quindi, se dovessi così dire, io milito più a favore del partito di Matteo Casini in questa interpretazione che di quello più recente. E poi molte altre cose che si potrebbero dire.
E abbiamo 4 lezioni, no Matteo? Ma questo corso ci ha fatto venire in mente tante altre cose, ve ne dico soltanto una, magari poi troveremo il modo di sistemarle in altre occasioni. Tra il dentro e il fuori. Ve ne dico solo una, che non è né dentro né fuori, è un po' dentro e un po' fuori. Il sistema elettorale. Cosa c'è di più interno, proprio di più intimo, proprio una specie di nucleo segreto, ristretto del potere, delle procedure che producono le elezioni dei magistrati interni e dei rappresentanti esterni della Repubblica. Ed era un problema tenere anche quella roba lì, perché erano 2500 uomini, molti dei quali aspiravano ad avere una carica, quelli meno importanti cercavano di essere eletti podestà, non lo so, a Montagnana o a Umago, e quelli più importanti invece volevano fare gli ambasciatori o i savi del Consiglio, che erano tra i grandi organizzatori di queste macchine di cui abbiamo parlato. E allora bisognava stare molto attenti al sistema, doveva essere impermeabile. Tutte queste leggi che dicono ma no, attenzione, le forme, mi raccomando, non la corruzione, il ballottino, perché il ballottino, la mano dell'innocente, e non bisogna assegnare le ballotte. Bene, allora questo sarebbe dentro, no? Se lo diciamo così, sarebbe tutto dentro. L'anno scorso, rituale elettorale. Se noi invece andiamo a vedere cosa scrivono appunto i curiosi, i viaggiatori, e più tardi, c'è qui Mario Infelice, i protogiornalisti, diciamo così, e le carte di polizia, vediamo che c'è tanto fuori. E c'è qui, ma lo dico solo e lascio sospesa la cosa, la famosa pratica veneziana del broglio. Che cos'è il broglio? Non è la corruzione, non è la compravendita di voti, quello sarebbe un broglio disonesto, ma nella sua essenza il broglio sarebbe un po' come il controllo delle violenze che abbiamo sentito, e cioè preso atto che esiste il favore, che esiste la clientela, che i grimani di cui abbiamo parlato sono più potenti a Venezia degli ultimi della famiglia Contarini, che erano decine e decine di uomini che avevano questo. Volete che non lo capissero? Certo che lo capivano. Allora bisognava trovare il modo di contemperare le varie esigenze. E allora se facciamo il voto tutto al chiuso, uno contro uno vale uno, come si dice oggi, sarebbe venuto fuori un disastro. E allora si consentivano, un po' fuori del palazzo, degli accomodamenti, dei patti, dei capi broglio legali, non li arrestavano, organizzavano in giro per la città, nei caffè di cui ha parlato Mario Infelice, nelle osterie, organizzavano queste liste in modo che pian pianino tutte le tessere, ricchi, poveri, potenti, deboli, non si scontrassero troppo, anche se inevitabilmente le invidie correvano. Ecco, un caso di dentro e fuori, di un rituale formalizzatissimo come quello del voto, che poi trova immediatamente una controrisposta in pratiche sociali, come dicevo prima, molto creative. Ma insomma, spero che avremo modo di parlare di queste cose anche in altri corsi. È il momento anche delle vostre curiosità, che immagino siano molte. Non chiedete a Matteo, faccio subito un po' di selezione, quali sono tutte queste feste, perché non, ecco. Però molte curiosità penso che ci siano, e abbiamo, direi, i soliti 10 minuti, un quarto d'ora per poter rispondere. Allora cominciamo. Buonasera. Noi abbiamo parlato molto di feste istituzionali. Probabilmente c'erano anche molte feste private. Mi domando, ci sarà stato un regolamento per l'uso dello spazio pubblico e come questo è cambiato nel tempo? Perché questa è la domanda sostanzialmente. Sì, buonasera. Volevo chiedere, le comunità straniere riunite in scuola, tipo schiavoni, greci, albanesi, fiorentini, lombardi, partecipavano a manifestazioni pubbliche o meno? Buonasera, 2 brevi domande sul rituale della processione durante la morte del Doge. La famiglia vi partecipava o no?
era tra gli inclusi o gli esclusi, e se c'era la dogaressa vivente, perché sappiamo qualche volta la dogaressa sopravviveva al marito, al doge, vi partecipava, prima questione. Seconda, la dogaressa, c'è questa bellissima mostra a Portogruaro, il senatore più anziano la informava, Serenissima Signoria, che se sarebbe morta prima del doge avrebbe subito il trattamento di rimbalsamazione, eccetera. Domanda: quando moriva si faceva la processione anche per la dogaressa con le stesse caratteristiche o no? Tutto qua. Allora, per quanto riguarda il controllo degli spazi, c'è senz'altro naturalmente una forte attenzione da parte del governo. Mi dispiace dover tornare sempre sul 400, ma purtroppo è un secolo di passaggio proprio decisivo anche in termini istituzionali. E la mia sensazione è che questo spargersi sempre di più anche di feste private, le compagnie della calza cominciano a fare feste private anche in questo periodo fuori da San Marco, mentre le prime manifestazioni sono i grandi feste a Palazzo Ducale, le compagnie della calza con Francesco Foscari e altre cose tengono grandi feste di fatto private a Palazzo Ducale nel Maggior Consiglio. Tutto questo comincia a verificarsi perché secondo me anche dalle leggi, dal comportamento così, San Marco viene sempre di più in qualche modo fra 300 e 400 purificata da queste cose. Come vi dicevo prima, di tutte queste feste private nuziali, le cacce dei tori che vengono proibite, dicono le cacce dentro stanghe che facevate non si possono più fare. C'è chiaramente un processo di, come dire, purificazione di San Marco. Finiscono i giochi cavallereschi che portavano tanta gente non di Venezia in campo. Questo fenomeno, io studiando varie tipologie di eventi e la compagnia della calza l'ho sentito molto forte. Sì, finisco il discorso. Ecco, questo comporta quindi appunto questa volontà di controllare Palazzo Ducale e la chiesa e il campo tendono a spingere e a creare nuove occasioni come queste. Poi gli altri luoghi non vengono proprio, diciamo, non ci sono delle leggi che io ne ho trovato di regolazione proprio sulle feste dedicate a certi luoghi. Le feste vengono regolamentate secondo gli atteggiamenti. Non si può fare questo, non si può fare questo tipo di caccia dei tori, eccetera, più che nei luoghi. E poi in certi luoghi fondamentali abbiamo le famose lapidi o gli annunci che proibiscono determinati giochi, come per esempio il gioco dei dadi. Ecco. E questo avviene soprattutto in età moderna, quando appunto c'è questa proliferazione di giochi al di là di San Marco. Vuoi dire qualcosa su questo punto? Sì. Ma brevissima, che lei giustamente ha chiesto pubblico-privato, ma qua c'è un problema però, no, senza farla troppo complicata. Allora, se un nobile organizza una sua manifestazione, beh, certo, noi diciamo la organizza per conto suo, dunque è un privato, ma per l'idea repubblicana, che ci credessero veramente, che l'avessero introiettata, che fosse un paradigma, che fosse una moda, non importa, ma così dicevano. Per l'idea repubblicana, lui prima di tutto era un nobile della Repubblica e quindi era, per così dire, una particella, uso un termine che usava il maestro mio e di Matteo Gaetano Cozzi, una particella della sovranità. E quindi lui era di fatto una parte sempre della sovranità. Quando nel 1519 dicono fate corruzione elettorale, ce n'è troppa, vendono troppe cariche, c'è la guerra, non controlliamo più, allora obblighiamo i nobili veneziani a giurare quando entrano nelle sale del Maggior Consiglio, del Senato, e si alza uno molto colto che aveva letto i filosofi greci, che aveva letto Cicerone e dice no, perché noi abbiamo giurato in interiore homine prima di tutto nel momento in cui siamo nati, perché siamo cittadini della Repubblica, siamo nobili della Repubblica, quindi non ci sottoponiamo al giuramento, sarebbe offensivo per noi. Si sentivano sempre
certamente parte del tutto. Ecco, vado avanti con le domande, direi sì. Le comunità straniere, sì, è un tema molto, molto interessante che di fatto ho affrontato. Dunque, ho trovato alcune comunità che sono particolarmente attive in vari momenti. Ecco, senz'altro la comunità fiorentina, che già insomma, da fine 300 se non prima si afferma come una comunità abbastanza importante, è molto attiva nelle partecipazioni, anche addirittura per esempio nelle feste cavalleresche del matrimonio di Jacopo Foscari, del figlio di Francesco Foscari nel 1441. Quindi partecipano, nel caso dei fiorentini, ad alcune manifestazioni di tipo ludico, diciamo, soprattutto agli aspetti cavallereschi. Poi nel Cinquecento ho trovato interessante partecipazione dei fiorentini alle feste di San Polo, anche perché c'era un'importante comunità attorno a San Polo di fiorentini. La comunità fiorentina senz'altro si fa sentire a livello più, diciamo, ludico, anche se, e qui purtroppo le fonti sono molto interessanti, c'è tutta una parentesi da aprire di cui mi sono occupato in un articolo appunto su San Polo, sui battesimi degli ebrei, molto interessanti. I fiorentini sono molto attivi nel periodo sanudiano e ci sono nel periodo soprattutto successivo alla formazione del ghetto, ci sono interessanti cerimonie di battesimo di ebrei che vengono battezzati cristiani con grandi cerimonie in campo San Polo, e i fiorentini pare avere una certa presenza, è una cosa molto interessante. Un'altra comunità molto attiva è quella tedesca, del Fondaco dei Tedeschi, che partecipano per esempio molto anche alle feste dopo la battaglia di Lepanto nel 1571 e che nel periodo anche sanudiano sono molto attivi, e poi nel 600 hanno spesso un ruolo fondamentale in una festa di cui ha parlato Alessandro, no? Nell'elezione di nuovi procuratori, anche proprio con la creazione di apparati effimeri lungo il percorso dei nuovi procuratori. Quindi anche i tedeschi, un'altra comunità fondamentale e centralissima, perché erano situati appunto al Fondaco dei Tedeschi a Rialto, sono molto attivi in questo senso. Per non parlare poi dei greci, i greci partecipano ad alcune celebrazioni, io sto parlando di celebrazioni a livello cittadino, poi tutti questi comunità avevano le loro feste a livello locale, ecco, non dimentichiamocele, ecco. Invece per comunità forse un pochino diciamo più limitate numericamente o comunque meno forti da un punto di vista, quindi abbiamo detto greci, tedeschi e fiorentini soprattutto, come potevano essere i dalmati eccetera, gli albanesi, la presenza ai grandi rituali o ai grandi giochi, quella è un pochino, si fa un pochino meno sentire. Possiamo ipotizzare, ma non ho trovato dati, che partecipassero per esempio con le scuole piccole qualche volta a qualcuno di questi eventi più generali. Ecco, però queste scuole nazionali di queste comunità orientali sembrano essere un pochino meno presenze a livello dei grandi avvenimenti cittadini. Ecco. Dunque il discorso sulla dogaressa è molto complesso. Naturalmente dunque la dogaressa aveva alcuni suoi rituali peculiari anche all'interno sia di Palazzo Ducale che anche all'esterno. Raramente si potevano tenere dei rituali in cui la dogaressa era protagonista, soprattutto nel caso delle due dogaresse più famose, la dogaressa Zilia Pruli negli anni 50 e la dogaressa Morosini Grimani negli anni fra la fine del 500 e i primi del 600. Non abbiamo molti esempi in realtà di dogaresse che sono durate così tanto da arrivare ad un funerale, o non abbiamo tantissime figure di dogaresse protagoniste. Però per quanto riguarda invece i funerali dogali non sono molto presenti, anche perché dobbiamo anche considerare che quando il doge muore, no, è morto il doge, l'essenza del potere dogale di fatto finisce, il potere ritorna alla Repubblica, no? al corpo sacro della Repubblica in termini di Kantorowicz, no?
Ecco, e quindi le dogaresse non sono molto autorizzate, senz'altro non all'aperto comunque, a partecipare ai funerali dogali, possono avere una funzione magari all'interno di Palazzo Ducale. Ecco. La figura della dogaressa è molto particolare e soprattutto non abbiamo avuto tanti casi di dogaresse fra 4 e 500, e poi c'è Benedetta Valier, mi sembra, si chiama un'altra molto importante alla fine del 600, che enfatizzano molto l'aspetto, questo sì, di cerimonia, di pomposità, anche di cortei, anche di mostre, soprattutto l'incoronazione della dottoressa diventa un aspetto molto interessante. Le cerimonie funerarie rimangono un pochino più diciamo, sul modesto, ecco, considerata l'importanza della carica. Allora ringrazio tutti e speriamo di vederci l'anno prossimo con qualche tema, ci penseremo insomma e arrivederci.